Gli appuntamenti di giovedì 5 marzo. A Palazzo Tursi di Genova c'è Donne Radici di Marzo, Fiori di Resistenza con Giordano Bruschi e il partigiano Giotto, l'appuntamento alle 17. L'etica efficace è lo strumento che risolve i problemi senza crearne altri, ha come criterio fondante la parte più debole e si misura sulla sua capacità di rimuovere le cause e gli effetti di tale condizione. Vincenzo Linarello ha scritto su questo un manuale che sarà presentato alle 17:30 nella Sala Bo di Palazzo Fascia a Sesti Levante. Nelle sale museali del Vescovado di Savona c'è l'incontro L'Iran, questo sconosciuto con Milad Amini, inizio alle 17:30. Nella sala Franco Lavoratori Recco c'è l'incontro 7 Manipolazione mentale, una violenza invisibile contro le donne con Rita Repetto, presidente dell'associazione La Pulce nell'Orecchio, l'inizio alle 18. Il comune di Pieve Ligure presenta il progetto pilota Io partecipi alla cittadinanza, in municipio alle 18:30. Per la rassegna La Voce e il Tempo in programma il concerto del Show de Chambre de Toulouse, affiancato dal Ring Around Quartet in Promenade Musicale, alle 20:45 in via Garibaldi 20 a Genova. Al Teatro Comunale di Soria Ascanio Celestini porta in scena Il Piccolo Paese con Gianluca Casadei alla Fisarmonica, inizio alle 21. Al Teatro delle Clarisse Rapallo c'è un concerto tributo a Lucio Dalla con Valentina Aquilano, l'inizio alle ore 21.